Eder. Mech. Pallister. Il 3 gennaio 2022, alle ore 9:57, Nasti Salvatore, vicino di casa della Resinovic Liliana. Telefona a Claudio Sterpin, Nasti, che si trova in quel momento nei pressi del teatro Basaglia con sua moglie Gabriella. Invita Sterpin a raggiungerli per prendere un caffè al bar Posto delle Fragole. Durante la telefonata Sterpin afferma di non conoscere particolarmente la zona dell'ex OPP. Viene così guidato telefonicamente dallo stesso Nasti per poter raggiungere il luogo. Abbiamo visionato le immagini messe a disposizione da Visintin Sebastiano in data 7 gennaio 2022. Le immagini ed i video si riferiscono ad una cena avvenuta in data 13 dicembre 2021. La sera prima della scomparsa della moglie Resinovic Liliana e ad una gita avvenuta a Grado e Fossalon in data 12 dicembre 2021. Nelle immagini della cena viene ripresa la signora Resinovic insieme ad altri commensali seduti a tavola. La donna, quando si accorge di essere ripresa, sposta lo sguardo dalla telecamera. Indossa un maglione di lana con dei disegni, chiuso sul davanti con dei bottoni e con le maniche lunghe che le coprono completamente i polsi. Non indossa occhiali da vista. Per quanto riguarda le immagini della gita, la Resinovic viene ripresa mentre va in bicicletta. Nell'occasione indossa un paio di pantaloni di colore grigio, un giubbotto bianco e nero, guanti neri, bianchi e rossi, scarponcini neri, occhiali da sole neri e caschetto. I pantaloni sono molto simili a quelli indossati dalla donna quando è stata rinvenuta senza vita in data 5 gennaio 2022. Dalla visione dei video della scuola di polizia Liliana appare di corporatura esile, con capelli corti, vestita con un giubbotto apparentemente di tonalità grigia, pantaloni apparentemente di colore grigio ma di tonalità diversa rispetto al giubbino, scarpe nere ed una borsa di colore nero al fianco sinistro, con la tracolla da destra verso sinistra. Il viso, che sembra essere coperto da una mascherina anti-Covid, di colore nero, sono, altresì, visibili nelle mani della donna 3 sacchetti di colore chiaro trasparente che saranno gettati dalla stessa nei cassonetti della raccolta differenziata situati sulla strada di Guardiella. Gli indumenti indossati della donna appaiono compatibili all'abbigliamento indossato da Liliana Resinovic al momento del ritrovamento del suo cadavere nel parco dell'ex OPP. Come tutti noi ricordiamo, Sebastiano a un certo punto il 22 dicembre riceve la visita degli inviati di Chi l'ha visto. Noi ci stiamo sempre chiedendo quando Sebastiano abbia fatto il famoso giro con la GoPro. Potrebbe essere accaduto il 15, ma potrebbe anche essere accaduto il 22. Infatti, se guardiamo il cappello, i pantaloni e le scarpe, sembrano proprio quelli che lui utilizzerà nel famoso video da guida turistica durante un break all'interno del giro del 14 a bordo della sua bicicletta. Sempre più o meno nelle stesse ore Sebastiano posta la foto del suo stendino e notiamo che c'è anche steso quell'indumento giallo, probabilmente lavato, quindi potrebbe anche averlo utilizzato proprio il 22. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.